Siamo nel backstage di Sonnai, stiamo per entrare nel palco per incontrare i protagonisti. Ieri c'è stato il debutto, com'è andata? Ci raccontate un po' cosa è successo, le emozioni, che cosa avete provato? Io posso dire un'emozione molto grande, molto grande. Mi ha fatto piacere di aver partecipato a questo bello spettacolo, è stato bellissimo. Grazie. È stato un grande viaggio. Siamo senza parole. Un bellissimo viaggio che ancora non si è concluso e penso che si concluderà molto bene, siamo molto contenti, siamo diventati, spero, molto amici tra di noi, ci cerchiamo, veniamo presto alle prove perché vogliamo, cioè io sinceramente sono molto contento. È un'emozione forte, molto forte e spero che grazie a loro duri, perché nei miei confronti mi stanno aiutando tanto. Mi auguro che si aprano le porte per tutti questi miei amici. È bellissimo lavorare insieme con loro. Ogni giorno diamo il massimo di noi stessi e mi auguro che queste piccole pietre che noi siamo diventiamo montagne. Grazie. Per le montagne che diceva il mio amico, lo dobbiamo ringraziare a Davide Iodio che l'ha seduto, il nostro regista, che l'ha seduto, il nostro regista. Il genio della semplicità, Davide. Cosa vi aspettavate e a che cosa siete arrivati? Noi veniamo dall'ignoto e andiamo verso l'ignoto. Non ci aspettavamo niente. Ci hanno offerto questa cosa di andare a teatro, ma non sapevamo che di arrivare qui. Non sapevamo cosa volesse dire teatro per noi. Noi siamo, allora, ci hanno preso, si può dire, dalla strada. Sì. E siamo entrati in un teatro, era la nostra, il nostro palco, abbiamo sentito il palco nostro. La nostra nuova famiglia. La nostra nuova famiglia, con tutti quanti. Tutti Siamo gli una attori grande. che ci hanno sopportato e che hanno dovuto combattere più che altro per riuscire a creare questo gruppo, per poter dire un giorno abbiamo provato a debuttare su un palco. E la cosa più bella è che ci rimarranno sempre nel cuore se un giorno noi dovessimo spostarci da un'altra parte o per qualsiasi cosa e non vederli per un po' di tempo. Per noi sarà la nostalgia più grande, sarà un piangere interno, sia Speriamo per che non Davide, sia mai per l'ultima. Giusy, Speriamo che per sia- Michela, Daniel e tutti gli altri attori, per Marta, tutti quelli dello staff, perché hanno avuto l'amore più grande per noi. Prima di conoscere loro non avevo questo coraggio di togliere questo talento che ho. Io col mio lavoro che svolgo voglio regalare il sorriso alle persone che io non ho mai avuto. Tutto qui. E grazie a voi. Ma non è facile dire quello che è stato per noi. Diciamo, fare l'attore, che è un po' il nostro mestiere, è una cosa bella di per sé, però ogni tanto capita nella vita che fai un progetto dove dici forse è questo fare l'attore, insomma, non è solo mettersi dei ruoli addosso, ma è lavorare sull'empatia, sull'amore, sui racconti delle persone. E questo è, io sono qua ma mi sento un veicolo in realtà, perché sono stati loro la nostra fortuna, ecco, l'incontro con queste persone che ci ha permesso di mettere la nostra arte, il nostro talento a disposizione di un progetto più grande di noi, che è un po' quello che dovrebbe essere il teatro, cioè l'arte come mezzo e non come fine, ecco, questo è.